Domani 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, nata dalla lotta di liberazione dal fascismo e dall'occupazione nazista. Sofia Gobbo, staffetta partigiana, classe 1921, c'era quel giorno e andò alle urne per scegliere fra monarchia e repubblica, ed eleggere l'Assemblea Costituente che avrebbe poi scritto la Costituzione democratica. La sua testimonianza nel servizio di Luca Colombo. Con quale stato d'animo lei, staffetta partigiana, è andata a votare quel 2 giugno 1946? Il fatto è che, avendo fatto tutta l'esperienza appunto da staffetta, e quindi avendo vissuto l'attesa del cambiamento in Italia e quindi del passaggio dal fascismo alla democrazia, mi sembrava naturale questa cosa. Un anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con referendum popolare, l'Italia lasciava la monarchia per la Repubblica, quella tutta intera e democratica preparata dalla Resistenza. E finalmente votarono le donne, prima volta in una consultazione nazionale. Sofia Gobbo, staffetta partigiana fra Vittorio Veneto, Padova, Treviso, ripensa a quel momento dalla biblioteca di quartiere del Terraglio a Mestre, che è riuscita da poco a far riaprire. Anche questa è resistenza, dice, quasi centenaria. Qualcosa succede quando c'è una biblioteca, cioè la cultura. Questo 2 giugno di piazze divise da uno scontro politico aspro è lontanissimo dall'Italia e dall'Europa che immaginavano quelli che, come lei, hanno rischiato la tortura e la morte. Io sono avvilita dall'ignoranza generalizzata. Da insegnante di lettere, la resistenza, Sofia Gobbo ha continuato a farla anche spiegando la Costituzione. Non dico non vale la pena, abbandono, no. Vale sempre la pena, vale sempre la pena.